Buongiorno. Buongiorno a tutti e benvenuti al secondo webinar tecnico di approfondimento dei bandi PNRR, in particolare al bando 1.4.3 adozione PagoPA e Appio e al bando 1.4.4 adozione identità digitale. E siamo numerosissimi anche oggi, dopo il successo dell'evento di venerdì che ha visto una partecipazione di circa 350 persone sul tema servizi cloud e delle opportunità del bando del PNR. Oggi parliamo invece dei pagamenti, dell'Appio, dell'identità digitale. Un sincero ringraziamento ai colleghi del Dipartimento che anche oggi ci danno il loro preziosissimo contributo tecnico di dettaglio per farci capire come cogliere questa opportunità. A me il compito di fare una brevissima introduzione per poi lasciare loro la parola. Due parole sul fatto come Regione Veneto e il sistema regionale si sia mosso per cogliere questa opportunità del PNR. L'abbiamo ribadito anche la settimana scorsa negli incontri precedenti. Questa iniziativa è portata avanti dall'amministrazione regionale assieme ad ANCI Veneto, assieme ai soggetti aggregatori digitali, assieme alla consulta dei piccoli comuni, assieme al nostro braccio operativo tecnico Veneto Innovazione, perché crediamo fondamentale ovviamente cogliere l'opportunità delle risorse PNR valorizzando la specificità del nostro territorio e valorizzando anche questo asset immateriale ma fortissimo che è questa coalizione per la trasformazione digitale che in questi anni abbiamo animato, attivato e gestito e che ci ha permesso di raggiungere questi risultati importanti. Due parole su che cosa consiste questa attivazione. Il primo passaggio è questo passaggio di approfondimento. Abbiamo organizzato 3 incontri tecnici, questo è il secondo, come dicevamo poc'anzi, ce ne sarà un terzo il 27, quindi questo venerdì ci occuperemo dei servizi e dei portali web, quindi massima disponibilità per capire come funziona questa opportunità offerta dal Piano Nazionale di Resilienza e Ripartenza. Un secondo aspetto fondamentale, assieme ad ANCI Veneto abbiamo messo a disposizione uno sportello per la transizione digitale, quindi abbiamo la possibilità per un paio di ore al giorno di dare un contributo operativo, amministrativo ai comuni che lo faranno richiesta, anche questo in collaborazione con i SAD e con i soggetti aggregatori digitali, molti di questi lo stanno già facendo a livello territoriale. Terzo aspetto fondamentale di questa attivazione, è mettere a disposizione di tutti le nostre piattaforme abilitanti. Da anni, come sapete, Regione Veneto, in particolare nelle amministrazioni più piccole, mette a disposizione soluzioni che provano a facilitare la vita di queste amministrazioni. Penso ai pagamenti, penso proprio al tema dell'identità, penso al tema dei servizi. Abbiamo attivato la rete per la transizione digitale dei nostri operatori, in particolare penso alla rete degli RTD. Anche qui su scala provinciale mettiamo a disposizione il supporto dei responsabili della transizione digitale per provare a cogliere fino a pieno questi nuovi progetti che il governo ci metterà a disposizione, tenendo conto anche delle scadenze così imminenti, da 1 luglio se non ricordo male. E ultimo, ma non meno importante, stiamo avviando un'indagine di mercato per qualificare i fornitori e creare le precondizioni per poi mettere le amministrazioni del nostro territorio per cogliere l'opportunità di usare fornitori in qualche modo qualificati alla regione, soprattutto sull'ambito delle proprie applicazioni regionali. Questo è il meccanismo di azioni, di interventi che abbiamo attivato assieme ad ANCI, assieme ai SAD, assieme alla consulta dei piccoli comuni, perché crediamo che, come dicevamo l'altro giorno, solo cogliendo le opportunità del PNR potremo veramente fino in fondo cambiare anche la qualità dei servizi del cittadino e dei nostri quindi concittadini veneti. Un ultimo aspetto importante, i tempi purtroppo sono tempi stretti ed è per quello motivo che abbiamo organizzato anche questo ciclo di webinar veramente in 10 giorni. In 2 settimane ci siamo visti e ci vedremo 4 volte. So che questo può sembrare molto impegnativo, ma è l'unico modo per poter veramente accogliere fino in fondo queste opportunità e per essere pronti a rispondere agli avvisi nazionali. Quindi grazie ancora per essere qui così numerosi anche oggi e lascerei subito la parola. Assieme a me c'è Antonino Mola che poi farà da moderatore della parte delle domande, che ringrazio già per questo sforzo perché poi le domande arrivano veramente in flusso continuo e quindi non è così facile, quindi grazie Antonino e lascerei la parola subito a Tommaso Gussis delle relazioni pubbliche del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che assieme ai colleghi Marco Rimoldi, Alessandro Atria
e la dottoressa Cimini ci darà l'opportunità di entrare nel dettaglio di questi singoli avvisi. A te, Tommaso. Grazie mille, grazie Luca, perché nella tua introduzione la parola più ricorrente è stata assieme, e credo non sia un caso se oggi abbiamo 252 partecipanti comuni. Saluto tutte le persone connesse, perché significa che, vuol dire, la Regione Veneto sa fare squadra su queste iniziative, e anche noi del Dipartimento per la Trasformazione Digitale pensiamo che sia l'unico modo affinché il PNRR possa avere successo. Quindi ricambio e il ringraziamento per queste opportunità preziose per i comuni che state mettendo in campo. Io sono Tommaso Goisis, mi occupo di relazioni istituzionali al Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Con me ci sono colleghe e colleghi che interverranno dopo. La mia introduzione sarà veramente brevissima, per poi lasciare spazio ai nostri esperti, a partire dal dottor Atria, nel raccontarvi nel dettaglio le misure e rispondere alle vostre domande. Naturalmente faccio una premessa: sapete che il canale ufficiale di risposta che abbiamo è l'helpdesk, la nostra piattaforma. Usatela il più possibile, cerchiamo di rispondere sempre in tempi brevissimi, ma usate anche l'opportunità di questo webinar magari per chiedere consigli rispetto alla strategia, quindi più che, vuol dire, dettagli amministrativi sui quali l'helpdesk è titolato a rispondere, cercate di usare anche questo momento per chiarirvi anche su questioni più ampie rispetto alla vostra partecipazione. Allora, sapete, questo è il secondo appuntamento, ma magari non tutti voi eravate connessi prima. Al momento sono 4 gli avvisi pubblici per la trasformazione digitale dei comuni che sono connessi. Si va, diciamo, in questa immagine si vedono, a partire dal basso, quelli che sono più vicini, quelle opportunità, quelle piattaforme che sono più vicini ai cittadini, e quindi oggi in particolare, insomma, parliamo di PagoPA, Papio e di identità digitale. È pubblicato anche l'avviso pubblico per il rifacimento dei siti web, sostanzialmente, quindi l'esperienza dei servizi pubblici e la migrazione al cloud che avete visto nello scorso appuntamento verticale. Non è un caso che questi avvisi escano tutti insieme, sappiamo che questo richiede un po' di sforzo in più da parte vostra, ma il Dipartimento e il Governo hanno pensato a questa iniziativa per permettervi di adottare soluzioni integrate nel, diciamo, rifacimento dei servizi pubblici, per semplificare e anche per consentirvi di generare economie di scala. Diciamo, escono tutti insieme, ma la grande novità che abbiamo introdotto con questi avvisi, concordata insieme al MEF e poi in sede di negoziazione comunitaria, è che non vi è richiesto, come probabilmente già avete visto, di progettare, cioè voi non dovete progettare interventi o scrivere capitolati o progetti ex novo, ma abbiamo configurato una serie di soluzioni standard e quindi di soluzioni, chiamiamole così, di candidature precompilate che ogni comune deve semplicemente adottare a seconda del numero di servizi, per esempio, che intende migrare, a seconda di come sono configurati gli avvisi. Questo era un esempio riferito al cloud. E questo l'abbiamo fatto con un pensiero, insomma, particolare ai piccoli comuni, con meno personale, di conseguenza meno capacità amministrativa. In questo caso le risorse ci sono per tutti i comuni italiani e quindi era importante per noi pensare a una modalità per i quali non svantaggiare i piccoli comuni, ma mettere tutti sulla stessa piano rispetto alle possibilità di partecipazione agli avvisi. Sempre all'interno delle soluzioni standard, e quindi la, direi, grande novità che non vi sarà richiesto alcuna rendicontazione economica, non ci saranno saldi finanziari rispetto agli interventi che promuoverete, ma solo una attestazione dei risultati raggiunti, dopo la quale vi verrà erogato il contributo, e quindi non ci sono rendicontazioni complesse da svolgere nei confronti del Dipartimento una volta che ricevete l'ammissione al finanziamento. La seconda grande novità, in parte l'ho già anticipata prima, è la piattaforma PA Digitale 2026. È una piattaforma, insomma, della quale siamo molto fiere e fieri, perché è un luogo A, dove avere tutte le informazioni sugli avvisi sempre aggiornatissime, B, dove partecipare agli avvisi, ricevere le risorse, effettuare la rendicontazione dei risultati, e non da ultimo, come dicevo prima, il luogo dove l'helpdesk risponde in tempi brevissimi a tutte le domande che arrivano. È stato un notevole sforzo predisporla, ma
se diciamo, come Dipartimento chiediamo ai comuni di digitalizzarsi, dobbiamo essere i primi a dare un buon esempio con una piattaforma che per ora sta riscontrando buoni esiti, direi, dal momento in cui è stata lanciata. Mi fermo qua perché oggi il focus è verticale, come tale deve essere, e passo la parola al dottor Adria, esperto proprio di SPID e CIE per il Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Prego Alessandro. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Alessandro Adria, come giustamente diceva Tommaso, mi occupo di identità digitali per il Dipartimento. Vorrei partire questa presentazione inviare questa presentazione con due domande. Per piacere Tommaso, puoi avanzare la slide, per piacere, riguardanti il primo del perché nasce questa misura fondamentalmente e perché l'identità digitale è un tassello così importante all'interno di quello che è il percorso di evoluzione tecnologica del nostro Paese. Il PNRR, per quanto riguarda l'identità digitale, ci pone fondamentalmente come sistema paese due obiettivi. Uno in termini di diffusione dell'identità digitale, che dovrà riguardare un numero consistente di cittadini italiani, si parla di 42,3 milioni per la fine del 2025, e puntare molto sull'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni affinché i servizi online che vengono resi disponibili siano accessibili per il tramite di identità digitale. In questo caso il target è altrettanto ambizioso, che è di 16.500 pubbliche amministrazioni integrate a CIE e SPIE. Scusatemi, a SPIE e CIE. Ogni tanto mi capita, faccio il merge fra le due sigle. Ok. Alessandro, scusa se ti interrompo. Si sente un po' male, quindi non so se riesci o avvicinarti un po' al microfono o alzare la voce, perché abbiamo un po' di rimpombo. Guarda, metto subito le cuffiette, così spero... Scusami, ma poi ho visto anche che c'era qualche segnalazione in chat che aveva lo stesso problema mio, e quindi solo per sicurezza. Si sente meglio così? Sì, a me sembra di sì, grazie. Ok, perfetto, grazie Dante, scusate, non mi rendevo conto dell'audio. Non proprio. Ok, perfetto. Per quanto riguarda i vantaggi dell'identità digitale, che diciamo che, come dicevo prima, la risposta del perché dell'avviso fondamentalmente sta in quelli che sono i vantaggi che l'identità digitale porta, e porta sia per le amministrazioni che per i cittadini. Per i cittadini perché permette un accesso semplice e veloce ai siti della pubblica amministrazione, e dall'altro permette alle pubbliche amministrazioni di alleggerire il carico di lavoro sugli sportelli e, informatizzando i servizi informativi, attuare anche un efficientamento di quelli che sono i processi amministrativi che vengono gestiti. Inoltre permette di veramente offrire un'esperienza di qualità attraverso l'utilizzo di un'unica credenziale che certifica ovviamente in maniera sicura l'identità del cittadino. Questa cosa qui è una cosa veramente importante, secondo me, che forse un po' troppo velocemente sta finendo nel cassetto delle cose scontate. Utilizzare un'unica credenziale per i cittadini non è soltanto un vantaggio in termini di ricordarsi semplicemente una coppia di credenziali, ma anche approcciarsi fondamentalmente a un unico processo per ottenere queste credenziali. Per cui anziché avere lo SPID a doppia mandata di che avevamo su INPS, piuttosto che le credenziali sull'Agenzia delle Entrate o quant'altri, che come cittadini tutti ci siamo probabilmente trovati a dover richiedere, con l'utilizzo dell'identità digitale SPID e CIE, ecco che affrontiamo un unico processo per ottenere queste credenziali che possiamo utilizzare tranquillamente su tutti i sistemi. Inoltre diciamo che per l'amministrazione rappresenta sicuramente anche un termine di vantaggio, in termini di costi, perché permette sicuramente di gestire e di alleggerire di questa componente i propri sistemi informativi, e permette anche di avere sicuramente un maggiore livello di sicurezza per quanto riguarda la gestione delle credenziali di accesso. SPID e CIE, in conformità con quelle che sono le disposizioni comunitarie, implementa fondamentalmente quelli che sono i 3 livelli di accesso di garanzia, che vanno dall'autenticazione a 2 fattori fino all'autenticazione a 4 fattori, che possono essere modulati sulla base di quella che è la sensibilità dei servizi offerti, quindi delle informazioni sensibili che vengono offerte ai cittadini o che vengono acquisite, per cui magari un servizio di mera consultazione può essere tranquillamente acceduto con un servizio con un livello di garanzia 1, mentre servizi di tipo dispositivo, per i quali magari il cittadino richiede qualcosa alle amministrazioni, o è necessario utilizzare dei livelli di sicurezza che prevedono almeno 3 fattori di autenticazione.
sempre fra i vantaggi per quanto riguarda che si hanno e che per quanto riguarda la protezione della privacy, oltre agli elevati livelli di sicurezza, il cittadino ha piena consapevolezza di quelle che sono le informazioni che vengono passate dall'identity provider verso il service provider, che in questo caso siete voi comuni che erogate i servizi. Puoi portare avanti la slide? Grazie. Per quanto riguarda la diffusione ad oggi dell'identità digitale, l'Italia è sicuramente messa tutto sommato abbastanza bene, possiamo essere veramente tutti orgogliosi di questo qua, del lavoro che facciamo tutti quanti, perché ci sono già ad oggi oltre 30 milioni di identità digitali rilasciate su SPID, dei nuovi identity provider, che non significa ovviamente 30 milioni di cittadini dotati di SPID, ma comunque un numero molto significativo. Ci sono già ad oggi, e probabilmente quasi la gran parte di voi è già integrata a SPID, e ci sono oltre 12.000 pubbliche amministrazioni registrate come service provider. A questo si aggiunge il fatto che SPID in particolar modo è un sistema tutto sommato abbastanza maturo, non soltanto dal punto di vista tecnologico, perché prevede e norma anche il ruolo degli aggregatori, che possono avere, diciamo, in modalità full o light, a seconda se mettono o meno a disposizione anche le proprie infrastrutture tecnologiche, permettono non soltanto di assolvere quello che è l'adempimento tecnico di integrazione a SPID, ma anche la parte amministrativa. Per quanto riguarda CIE, che magari spesso quando si parla di identità digitale si pensa quasi sempre immediatamente a SPID. In realtà CIE sta crescendo a dei tassi veramente importanti. Ad oggi ci sono oltre 28 milioni di identità digitali e fisiche rilasciate dai comuni e quasi 6.000 pubbliche amministrazioni già integrate a CIE. Oltre a questo, CIE dispone da oltre un anno di un portale di federazione che permette di implementare il processo di adesione tutto quanto online in maniera assolutamente trasparente, senza dover inviare mail, inviare metadati come allegati, mandare PEC e quant'altro, ma tutto viene gestito tramite una piattaforma online, anche la fase di validazione, la prima validazione dei metadati che vengono caricati. Notizia secondo me importante, mi auguro che a breve, spero che sia veramente solo questione di pochi giorni, qualcosa dell'analogo verrà rilasciato anche per SPID. Il Dipartimento da questo punto di vista, insieme veramente all'ottimo lavoro fatto dai colleghi dell'Agenzia, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, stanno facendo un grande sforzo per cercare una convergenza, sicuramente dal punto di vista tecnico per quanto riguarda l'adesione a SPID e CIE. Per cui se magari aderire a SPID può costare 10, ovviamente simbolicamente, aderire anche a CIE ha un costo di gran lunga inferiore, perché la strutturazione dei metadati, la procedura tecnica sono veramente molto simili. E con OIDC, quindi scusate, con OpenID Connect, l'estensione per esteso, questo processo di integrazione sarà ulteriormente, non dico sicuramente semplificato, ma unificato, perché le regole tecniche e le linee guida vengono fuori da un tavolo tecnico congiunto che l'Agenzia e l'Istituto Poligrafico hanno fatto insieme, coordinati dal Dipartimento. Possiamo andare avanti. Ok, veniamo adesso sicuramente al vivo di quella che è la misura. La misura 1.4.4, in linea con le altre misure del PNRR, è improntata sulla logica della semplicità, sia in fase di adesione che in fase di rendicontazione dei risultati raggiunti. Prevede un contributo forfettario di 14.000 euro per l'erogazione e per l'integrazione sia a SPID che a CIE, affinché l'integrazione sia fatta tramite lo standard OpenID Connect. In mancanza può essere erogato un piano formativo di almeno 25 ore su tematiche tecnico-normative che permettono poi all'amministrazione di affrontare questo passaggio in autonomia in un momento successivo. Sono ammissibili tutte le attività avviate o comunque concluse a partire dal 1 febbraio del 2020. Le tempistiche sono in linea con quelle degli altri avvisi diciamo, e permettono, a mio giudizio, un tempo più che soddisfacente, più che sufficiente per raggiungere l'obiettivo, in quanto il Comune ha 12 mesi di tempo dal decreto di finanziamento per dichiarare se intende avvalersi o meno di uno o più fornitori, e poi 10 mesi per portare a compimento gli obiettivi che si è posto. Andando avanti, l'identità digitale ovviamente non nasce con il PNRR, è un percorso che è stato avviato già da diverso tempo
E una cosa estremamente importante, che forse è stata già detta, ma ripeto nuovamente, il discorso del doppio finanziamento che non è ovviamente ammesso, per cui sono ammissibili tutte le integrazioni, come dicevo, avviate o comunque concluse a partire dal 1° febbraio del 2020, al netto di ovviamente eventuali integrazioni condotte e finanziate da altri fondi, vedi ad esempio il fondo innovazione. Gli scenari di partenza che sono ammissibili sono nel momento in cui a quella data un comune non ha nessuna integrazione a SPID né CIE, deve ancora integrarsi a SPID o deve ancora integrarsi a CIE. Il raggiungimento dell'obiettivo è verificabile facilmente anche da parte dei comuni, perché consiste fondamentalmente nel verificare che il proprio comune sia presente nel registro dei service provider certificati sia su SPID, e in questo caso il registro è gestito da Agid, sia su CIE, ed il registro è pubblico e sta sul sito appunto di CIE. E per quanto riguarda il protocollo OpenID Connect, l'ho detto, volevo spendere, se avevo giusto un attimo, qualche minuto ancora, 2 parole sul perché della scelta dell'utilizzo del protocollo OpenID Connect rispetto all'attuale protocollo SAML. Molti comuni, probabilmente anche molti di voi, hanno da poco ultimato l'integrazione con SAML e stiamo già proponendo un avanzamento tecnologico. Intanto una precisazione, solamente le integrazioni finanziate, quindi all'interno dell'avviso, richiedono l'integrazione con il protocollo ODC. Questo è un punto estremamente importante, per cui chi si è già integrato a CIE e l'ha fatto con un altro fondo o l'ha fatto prima del 2020 non è tenuto rispetto all'avviso ad integrarsi con OpenID Connect. Soltanto le integrazioni finanziate richiedono questo obbligo. Fatto sta che nel momento in cui lo si fa per uno schema, torno a dire, l'avanzamento tecnologico anche sull'altro è oltre che semplice, anche assolutamente conveniente. Su OpenID Connect il Dipartimento ha già messo a disposizione degli SDK, dei Software Development Kit, multilinguaggio in Java, in .NET, Python e Node.js, già funzionanti per l'integrazione con OpenID Connect, che sono assolutamente risorse gratuite e immediatamente disponibili da parte di chiunque voglia effettuare l'integrazione. E chiudo velocemente. Un altro obiettivo che diciamo che è un desiderato, in realtà non è previsto e comunque non va rendicontato in fase, cioè non viene verificato ovviamente in fase di rendicontazione finale, è l'integrazione al nodo eIDAS, che permette ai cittadini comunitari di accedere ai servizi delle proprie amministrazioni. Questo è un punto estremamente importante, secondo me, perché dare la possibilità a cittadini stranieri, così come per i cittadini italiani che per motivi di lavoro o per altri motivi si trovino in paesi esteri a doversi interfacciare con le pubbliche amministrazioni locali degli altri paesi comunitari e possono utilizzare la propria identità digitale italiana, lo stesso vantaggio è assolutamente corretto e doveroso che venga offerto anche ai cittadini comunitari. Per quanto riguarda i soggetti aggregatori intermediari tecnologici, in maniera abbastanza machiavellica, l'importante è il risultato. E il risultato è l'integrazione a SPID e CIE, che poi lo si raggiunga facendo ricorso a soggetti aggregatori, intermediari, in-house, fornitori di servizi. Questo ovviamente, come diceva prima il collega, non sono ovviamente oggetto di rendicontazione. Io avrei completato. Grazie Alessandro, adesso prego Marco, vai. Grazie Alessandro, vado abbastanza veloce prima poi di cedere la parola appunto a Gloria Cimino, direttamente di PagoPA, con cui insieme abbiamo collaborato per costruire questi 2 avvisi che fanno parte sempre della categoria che abbiamo visto prima di strumenti e servizi. Quindi abbiamo visto l'identità digitale con Alessandro, adesso entriamo un po' più in PagoPA e Appio. Poi vedo che stanno arrivando numerose le domande, quindi insomma mi piacerebbe poi anche alla fine lasciare spazio a quello. Quindi andrei alla pagina dopo, partirei dal primo degli avvisi 1.4.3 in cui parliamo appunto del PagoPA. Se Tommaso riesce a girarmi
Eccolo qua, perfetto. Allora, per quanto riguarda l'avviso PagoPA, quindi quello che noi spingiamo e viene finanziato è quindi l'adesione insomma ai comuni per migrare dei servizi su PagoPA. Stiamo parlando di o comuni che non hanno ancora, diciamo, fatto questo passaggio, come vedremo poco in alcuni territori, diciamo, sono molto avanti, quindi sono ridotti, o l'incremento del numero di servizi che sono stati migrati su PagoPA. È possibile scegliere all'interno dell'avviso, a seconda della dimensione dei comuni, da un minimo di 3 o di 5 servizi, a seconda della dimensione dei comuni, e si può arrivare fino a quella che nel gergo viene chiamata migrazione totale o full migration in inglese, che sono tutte le tassonomie esistenti in PagoPA. Quindi si può arrivare fino alla completezza, come avevo detto, quindi oltre 100 servizi che possono poi essere migrati su PagoPA. Anche in questo servizio, anche in questo avviso, abbiamo la possibilità di finanziare attività che sono già state fatte, nello specifico a partire dal 1° aprile 2021, e quindi anche in questo caso poi vale la logica già detta in modo molto chiaro da Alessandro, quindi nel sostanzialmente no doppio finanziamento e quindi fatta con i fondi propri per quanto riguarda questa attività. Le tempistiche, che poi saranno identiche anche quando vedremo Appio, una volta ricevuto, diciamo, il decreto di finanziamento, perché ricordo c'è l'adesione, poi arriva una PEC di ammissibilità, ci sono 5 giorni per fornire il CUP, dopo i 5 giorni arriva poi a stretto giro quella che è la conferma del decreto di finanziamento. Da quel momento scattano fino a 6 mesi per poter scegliere, diciamo, modalità e quindi il fornitore sostanzialmente, e una volta scelto il fornitore sostanzialmente la possibilità di avere altri 8 mesi, quindi portare a un totale di 14 mesi i tempi di realizzazione per quanto riguarda l'attività complessiva. Quindi ricordo, dal momento dell'adesione poi ci sono 14 mesi. Come anticipato in modo molto importante all'inizio appunto Luca De Pietro, ricordiamoci che l'importanza è quella che queste finestre di avvisi, in particolare questi due che stiamo vedendo adesso, ma anche quello sull'identità digitale, hanno una chiusura della finestra il 2 di settembre, quindi sostanzialmente abbiamo giugno e luglio, visto che poi agosto insomma è un mese un po' particolare, e quindi il motivo per cui insieme a tutta la squadra di Regione Veneto abbiamo cercato di accelerare. Gli importi finanziabili, li vedete ben esposti lì, variano a seconda della dimensione dei comuni e sono importi per singolo servizio. Quindi prendendo l'esempio del comune con 5.000 abitanti, vuol dire che quei 607 euro, se quel comune dovesse portare 20 servizi aggiuntivi in migrazione, sarà 607 per 20 e quindi sostanzialmente un po' più di 12.000 euro come finanziamento. Ne approfitto per rispondere a qualche domanda che ho visto prima. Gli importi dei finanziamenti sono IVA inclusa, e quindi in questo caso sono IVA inclusa, e quindi dobbiamo tenere conto anche da questo punto qua. E vanno, così come in tutti i nostri avvisi, su una logica che è quella della logica forfettaria e rendicontazione semplificata, quindi una rendicontazione che poi, come abbiamo avuto modo di dire in altri momenti, sostanzialmente si basa sul raggiungimento dell'obiettivo e non sulla fornitura o controllo specifico lato PNRR di quanto quel comune poi ha realmente speso, insomma, per fare quel tipo di attività. Andrei invece a quello di Appio, prima di cedere la parola appunto alla collega. Per quanto riguarda la logica, sostanzialmente la stessa, anche qua è aumentare il numero dei servizi migrati su Appio, o eventualmente ci fosse qualche comune che non ha ancora fatto il primo passo, ovviamente fare anche questo tipo di attività. Anche in questo caso partiamo da un numero minimo di servizi a seconda della dimensione del comune, 3 o 5. In questo caso abbiamo un limite all'interno di questo avviso, non essendoci come su PagoPA al momento una tassonomia che ovviamente ci guida il numero massimo completo, qua fino a un massimo di 50 servizi aggiuntivi che possono essere portati all'interno di questo avviso. Stessa logica per quanto riguarda le spese ammissibili già fatte, quindi con fondi propri, quindi non doppio finanziamento a partire dal 1° aprile, sempre scadenza
di questo avviso 2 di settembre, sempre i 14 mesi divisi tra 6 e 8 per la scelta del fornitore e una volta scelto il fornitore ulteriori 8 mesi, e gli importi per i servizi sono importi unitari, anche in questo caso a seconda della dimensione, che partono da 243 euro e vanno a 3.147. 3.187, scusate. Quindi in questa veloce sintesi entrerei più nel vivo cedendo la parola a Gloriana, forse prima ho detto Gloria, perdonami, però Gloriana, collega di PagoPA, che ci porterà ancora più dentro questo mondo. Grazie mille. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, in questa slide abbiamo riepilogato un po' quello che è lo stato dell'arte della Regione Veneto sui due servizi PagoPA e Appio. Ovviamente parliamo di una regione che è già partita da un po' e che ha dimostrato tanta virtuosità nell'adozione dei servizi PagoPA e Appio. In particolare su PagoPA parliamo di 554 comuni che in Veneto hanno già aderito alla piattaforma PagoPA, mediamente attivando per ogni ente circa 40 servizi. In particolare un dato importante è un'alta focalizzazione che abbiamo notato sui servizi ad alta diffusione. Per servizi ad alta diffusione noi intendiamo quelli che battono sulla maggior parte dei cittadini. In Veneto, sui comuni del Veneto abbiamo ovviamente un'incidenza importante relativa alle multe, circa il 62% ha già attivato le sanzioni al codice della strada su PagoPA, più dell'80% hanno già onboardato tutti i servizi scolastici e addirittura più del 90% tutti gli oneri cimiteriali. Un po' meno la Tari, dove ci fermiamo oggi al 20%. Ovviamente il processo su PagoPA ha previsto questo onboarding di servizi. In questo momento notiamo ancora che PagoPA non è uno strumento utilizzato quotidianamente, in quanto su molti servizi abbiamo un numero di transazioni ancora limitato. Su Appio stessa virtuosità, 547 comuni hanno già reso visibili in app tutta una serie di servizi, la media di servizi visibili in app corrisponde a 18, che è un numero più alto rispetto alla media nazionale. In questo caso i comuni si stanno focalizzando in particolare su servizi di tipo informativo, quindi servizi demografici, servizi elettorali, servizi scolastici, meno servizi di pagamento. Ora, il PNRR, questi avvisi che sono usciti, ovviamente ci danno una grande opportunità. L'opportunità è quella di capire dove intervenire e accelerare il processo in modo consapevole, in modo tale da riuscire a traghettare quelli che sono gli obiettivi. In base all'esperienza che stiamo facendo un po' sul territorio nazionale, volevamo ovviamente focalizzare quelli che secondo noi potrebbero essere delle linee guida per accelerare. Innanzitutto incrementare il numero di servizi su PagoPA e su Appio con due logiche differenti. Su PagoPA ovviamente partiamo dalla mappatura di quelle che sono le entrate che ancora non sono gestite su PagoPA, in modo tale da identificarle e onboardarle, anche dove nella prima fase dove abbiamo corso e diciamo è stato più difficile diciamo focalizzarci su alcuni tributi, partendo da quelli ad alta diffusione e poi man mano su quelli minori, in quanto i tributi ad alta diffusione ci siamo resi conto che trainano per il cittadino i tributi minori. Su Appio prima vedevo tutta una serie di domande, ovviamente su PagoPA voi avete la tassonomia che fa un po' da diciamo vi dà un po' la traccia per l'onboarding dei servizi, mentre su Appio una tassonomia non c'è. Guardando le domande, la prima domanda che effettivamente viene fuori è: per ogni servizio Appio come mi devo muovere? Guardiamo al contenuto del servizio, quindi fondamentalmente la notifica per il promemoria del certificato elettorale è diversa dalla notifica per il promemoria di un altro servizio.
quindi ogni contenuto corrisponde ad un determinato messaggio. Però andiamo anche oltre, cioè cerchiamo di andare a verificare e a mappare quelli che sono i servizi che eroghiamo al cittadino e partendo da quelli trasformiamoli in servizi digitali, in modo tale da fare di IO il vero punto unico di accesso per semplificare la relazione tra il cittadino e l'ente, ma dandogli non solo una veste di push notification, ma effettivamente di interrelazione digitale con, tra l'ente e il cittadino. Il secondo obiettivo, passiamo dall'attivazione all'utilizzo. Quindi oggi, come vi dicevo, tanti servizi rispetto alla popolazione residente notiamo ancora un transato diciamo molto basso, probabilmente perché, come dicevano prima i colleghi, c'è stata una scarsa informazione sui cittadini, ma grandi numeri corrispondono per l'ente a grandi benefici, quindi l'utilizzo e l'onboarding di tanti servizi su PagoPA permette all'ente di beneficiare di quelli che sono effettivamente i benefici della piattaforma PagoPA e del servizio Appio. L'altro suggerimento che ovviamente diamo a un gruppo di comuni che è già partito e che quindi già conosce quelle che sono le modalità di adesione alla piattaforma e al servizio Appio è quello di cercare di utilizzare in sinergia PagoPA e Appio. Questo perché sul territorio per ogni pagamento che viene onboardato in piattaforma, utilizzare la sinergia tra Appio e PagoPA permette effettivamente la costruzione di un servizio digitale dall'inizio alla fine. E abbiamo tante esperienze di successo che sotto questo punto di vista si sono, diciamo, diffuse sul territorio. Se andiamo alla seconda slide, vi ho riportato qui due fattispecie sulle quali mi volevo brevemente soffermare. Alcune si sono diffuse proprio sul territorio regionale e in effetti il PNRR, dandoci l'opportunità di attingere ad una serie di fondi, ci dà anche la possibilità magari di andare a ripensare questi processi in un'ottica digitale a beneficio del comune e a beneficio del cittadino. Il primo esempio è costituito proprio delle multe. Alcuni comuni che cosa hanno fatto? Hanno fondamentalmente diciamo approcciato l'avviso bonario creando la posizione debitoria direttamente in piattaforma e collegando a questa posizione debitoria un avviso direttamente su IO. Ovviamente sono intervenuti sul gestionale andando a mettere in relazione quello che è il sistema di infrazione con il DB di motorizzazione e quindi fondamentalmente il cittadino che paga entro 5 giorni riesce a pagare un importo ridotto direttamente in app. Come sapete sull'app che cosa abbiamo fatto? Come PagoPA stiamo lavorando, stiamo investendo per portare una semplicità di utilizzo, ma soprattutto la possibilità per il cittadino di utilizzare qualsiasi strumento di pagamento in questo momento diciamo disponibile per la collettività. Tra gli ultimi stiamo integrando anche Bancomat Pay, Apple Pay, Google Pay, quindi il cittadino in app con un click riesce a chiudere la transazione. Quali sono diciamo, le evidenze che sono emerse rispetto all'analisi di alcuni comuni che già sono partiti con una gestione integrata PagoPA, Appio per le multe? Oltre il 50% degli avvisi bonari che vengono inviati su IO viene pagato entro 5 giorni e di questo 50% il 15% viene pagato entro un giorno con una riduzione dei tempi di incasso per l'ente che arriva fino a 60 giorni. Ovviamente l'ente a questo punto riesce a portare a casa il beneficio di incassare prima, ma soprattutto evita la notifica con i costi di notifica collegati e il cittadino paga di meno e in modo semplice. Rispetto alla Tari, che è l'altro diciamo grande tributo ad alta diffusione, invece vi riportiamo un esemplificativo che ci sembrava interessante in quanto alcuni comuni cosa hanno fatto? Hanno chiesto al cittadino di aderire al solo avviso digitale usufruendo di uno sconto di 5 euro nel caso del comune di riferimento.
Dopodiché, dopo l'emissione della tara ordinaria, questo messaggio viene mandato direttamente su IO, dando la possibilità al cittadino di pagare direttamente in app. Quali sono i risultati che diciamo ci hanno manifestato questi comuni? Su 26.000 posizioni il 73% ha optato per l'avviso digitale. Ovviamente è un processo che è stato portato a casa in un anno, per cui da un 30-40% si è passata addirittura al 73% che ha deciso di ricevere solamente l'avviso digitale, ovviamente dando al comune la possibilità di risparmiare su quelli che sono i costi di stampa, imbustamento e spedizione. Incremento delle entrate del 20-25% e su un comune di medie dimensioni sono stati recuperati 2 FTE che sono stati ovviamente allocati su attività di recupero e accertamenti diciamo di tari degli anni precedenti. Questo ovviamente con un incremento delle entrate per lo stesso comune. Quindi benefici ultimi, l'ente incassa prima e fa saving sui costi di stampa, imbustamento e spedizione, il cittadino riesce a pagare in un click alla scadenza direttamente la Tari. Sono solamente 2 esemplificativi, però ci sembrava importante raccontarveli proprio per darvi una sorta di linea guida rispetto all'approccio che tanti comuni stanno avendo nel utilizzare le piattaforme che centralmente vengono messe a disposizione dallo Stato per poter diciamo garantire effettivamente dei servizi digitali a misura di cittadino. Se andiamo avanti, vi ho inserito 2 tipologie di avviso, uno sulla Tari e l'altra sulle infrazioni al codice della strada. Ovviamente per le infrazioni al codice della strada effettivamente il processo è stato utilizzato sia per gli accessi diciamo telematici, quindi zona ZTL per esempio, sia per diciamo l'infrazione fatta su strada dall'operatore. Cosa stiamo facendo noi? Ovviamente, se vai alla pagina successiva, Tommaso, scusami, cosa stiamo facendo noi? Anche noi dobbiamo accelerare, anche noi dobbiamo migliorare. Così come siete andati di corsa nella prima parte voi, siamo andati di corsa anche noi, ci siamo strutturati, ci stiamo coordinando con l'intermediario, con il vostro intermediario Regione Veneto in modo costante, in modo tale da poter garantire diciamo un allineamento su tutta l'innovazione che facciamo come piattaforma centrale in termini di pagamento e in termini di efficienza. Ci stiamo coordinando con i vostri partner tecnologici insieme a Regione Veneto e ovviamente stiamo investendo in evoluzioni per far sì che il cittadino riesca a pagare sempre in maniera più semplice, veloce, utilizzando tutti i canali che preferisce e dall'altro lato capire quali sono diciamo ulteriori efficientamenti insieme ai vostri intermediari che possiamo portare sui comuni per garantirvi una semplicità d'uso e un processo più efficiente. A livello di diciamo rete account potete sempre fare riferimento alla nostra mail account@pagopia.it dove abbiamo strutturato un gruppo che fondamentalmente è sempre disponibile per raccontarvi come sta evolvendo il mercato, raccontarvi anche delle best practice che si stanno diffondendo sul territorio e darvi tutte le informazioni necessarie per poter diciamo approcciare questa fase 2, chiamiamola, di Pagopia e Appio in modo più diciamo in continuità con la virtuosità che avete dimostrato in fase 1. Grazie mille Gloriana, dottoressa Cimino. Lascerei a Marco Antonino per la fase di domande e risposta. Grazie. Grazie a tutti, buongiorno anche da parte mia. Marco, cominci tu, comincio io?
Che dici? Dai, inizio io, scusa, vado in ordine. Allora, partendo dall'alto, Sì. la prima domanda che vedo era quella dell'IVA, che abbiamo già risposto io prima, per quanto riguarda i porti inclusi. Prendo anche la seconda, così magari rispondo direttamente io a questa. Allora, buongiorno, per gli avvisi PNRR, soluzione standard, i risparmi ottenuti in fase esecutiva rispetto a quanto finanziato hanno dei vincoli di spesa? Dovranno essere impiegate nell'ambito della stessa misura o potranno essere utilizzati anche per tutto ambito ICT? C'è una data entro la quale tali risparmi devono essere impiegati? Così mi prendo io questa domanda semplice subito e via. No, allora il punto è, allora, come dicevo, rendicontazione semplificata. Significa che noi appunto verificheremo, ovviamente dopo che è stata fatta la dichiarazione, del raggiungimento di quelli che sono gli obiettivi dichiarati ed erogueremo il contributo forfettario. Qualora appunto l'attività porti dei risparmi dal punto di vista del comune, faccio l'esempio che poi si collega a una domanda che vedremo dopo, il comune può farsi anche con risorse proprie interne quell'attività e quindi quando poi dovrà scegliere il fornitore scriverà, ci sarà un campo che dirà qualcosa del tipo affidati a me stesso, in quel caso rientrano nella contabilità specifica del comune, quindi noi non chiederemo i dettagli di come sono stati spesi, evidentemente per la tipologia della logica che ha il PNRR, quindi i tipi di finanziamenti che possono essere concessi al PNRR, in linea generale le indicazioni ovviamente sono quelle di utilizzo nell'ambito ICT e poi rientrano però poi nella contabilità di comune comune, no? Perché poi entriamo nella logica di come tratto alla fine dell'anno, è un avanzo, non è un avanzo, quindi le situazioni sono molto diverse a seconda di comuni o ancora di più se abbiamo aggregazioni di comuni, però in linea generale il PNRR non chiederà ovviamente controlli su quelli che sono quelle verifiche di quanto è stato speso per farlo e poi rientra in una logica più di gestione della contabilità del singolo comune secondo le regole normali che oggi esistono. Grazie Marco. Allora vado io con la successiva. Sulla registrazione dei webinar metteremo a disposizione le registrazioni sul nostro canale YouTube. Ho visto anche una risposta da parte del nostro staff sul tema. Mi prendo anche la seconda per par condicio a questo punto, Marco. Buongiorno, misura pago PA 143 per i comuni. Se l'ente si avvale per la migrazione e attivazione dei servizi di incasso di quanto offerto da Regione Veneto con la piattaforma MyPay che Regione Veneto mette a disposizione gratuitamente per gli enti del territorio, può chiedere ugualmente il finanziamento dei servizi. Poi ce n'è un'altra, leggo anche quella. In questo caso, non essendoci un contratto con un fornitore, il nostro ente ha già aderito alla piattaforma di Regione del Veneto, il termine di completamento delle attività diventano gli 8 mesi perché escluso il termine di contrattualizzazione che non c'è. Lo stesso vale per altri servizi attivabili attraverso le piattaforme di Regione del Veneto. Grazie. Non so chi vuole rispondere di voi, magari io poi aggiungo in coda alcune considerazioni da parte di Regione del Veneto. Ok, scusa, magari vado io primo pezzo, poi ovviamente Gloriana se vuoi integrare ovviamente entra quando ritieni più corretto. Allora, dal punto di vista generale, come dicevo prima, l'attività può essere fatta anche con risorse proprio interne, quindi non è obbligatorio, non c'è scritto da nessuna parte che deve essere per forza contrattualizzato un fornitore con relative logiche di appalti, perché può anche essere fatta con logiche interne. All'interno di poi quello che è l'insieme, in questo specifico caso, di una serie di attività che sono già state portate avanti nel corso del passato, appunto, o anche dal recente passato della Regione Veneto e MyPay, ricordo un po' le logiche di massima, no, del PNRR e dei relativi avvisi, che riprendono il fatto che quello che è finanziabile non può essere un doppio finanziamento, quindi se un'attività è già stata fatta con fondi pubblici da altre parti, che siano regionali o altre cose, non può essere finanziata la stessa attività con i fondi del PNRR. E questo è il primo passaggio. Il secondo passaggio è evidente che ci deve essere poi una normale logica
di gestione di quella che poi la relativa a gestione dei fondi, perché ricordo che il PNRR porta il versamento dei finanziamenti direttamente ai comuni, e quindi poi i comuni che riceveranno il finanziamento e che riceveranno direttamente i soldi, anche in modo un po' diverso da quello che magari sono stati i recenti fondi che comunque hanno cercato di lavorare in sinergia, poi rientrano nella logica di gestione e contrattualizzazione degli appalti che il comune può andare a fare, e anche in questo caso ovviamente le situazioni possono essere diverse, no? Perché può esserci la logica di scelta attraverso un affidamento diretto con Consip, può esserci il MEPA, possono esserci situazioni molto diverse a seconda quando ci sono, anche se non ci sono qua a livello regionale, però della realtà di in-house. Quindi il punto di riferimento per me è attenzione al fatto che comunque non deve essere un doppio finanziamento, quindi se l'attività è già stata fatta qualcun altro con dei fondi pubblici non possiamo finanziare esattamente la stessa identica cosa, e dal punto di vista poi quello che dobbiamo sempre tenere in mente che guida è la logica che ogni singolo comune ha nei singoli appalti, quindi come può appaltare quell'attività e come può poi gestire la sua relativa contabilità. Non so se volevi integrare qualcosa, Antonino, o meno, anche su tutto il tema MyPay fatto da Regione Veneto, che come ha fatto vedere con Loriana è molto avanti da quel punto di vista. Certo, certo. Allora, intanto ricordo ai comuni che è partita una comunicazione da parte di ANCI Veneto che mette a disposizione degli enti del nostro territorio tutta una serie di servizi che aveva ricordato in premessa Luca De Pietro. E noi mettiamo a disposizione le piattaforme abilitanti regionali, quindi sia su SPID, sia su Appio, sia sul tema di Pago PA, sia sul tema dei servizi digitali, ma anche del cloud. La Regione del Veneto è nelle condizioni di affiancare gli enti del nostro territorio per raggiungere questi risultati. Nella comunicazione che vi avevo anticipato, con la quale Regione Veneto, ANCI Veneto, Veneto Innovazione, la nostra rete sul territorio, gli RTD, la rete degli RTD regionali, i soggetti attuatori per il digitale, i cosiddetti SAD, le autorità urbane. C'è un'organizzazione a disposizione soprattutto per quei comuni, e nel Veneto sono parecchi che sono piccoli e magari non hanno abbastanza competenze o risorse per poter affrontare adeguatamente questo sforzo. Regione Veneto si mette a disposizione, aspettiamo un'adesione per quegli enti che volessero raggiungere gli obiettivi con le piattaforme abilitanti, e da questo punto di vista poi vi accompagneremo sia nella fase di presentazione della domanda, sia nella fase di eventuale approvvigionamento di risorse, sia nella fase naturalmente di realizzazione. Ok. Vado io, sono un paio di domande fatte dalla stessa persona che magari prendo in seguito e magari appunto coinvolgono un po' tutto il mondo di Gloriana. Allora, la prima riguarda Appio, quindi nella tipologia 1 vengono elencati 3 tipi di messaggi: informativi, promemoria / scadenza e avvisi pagamento. Esiste una codifica più dettagliata per il conteggio dei servizi o è sufficiente che ci sia una notifica come quella detta prima? Esempio: 1. Promemoria per appuntamento per CIE, 2. promemoria appuntamento per richiesta certificato anagrafico, 3. promemoria appuntamento per richiesta certificato elettorale. Si possono conteggiare come 3 servizi Appio? Sì, guarda, ho risposto durante il mio intervento, guardiamo il contenuto del messaggio. Quindi ovviamente nella fattispecie noi parliamo di 3 messaggi differenti, in quanto andiamo a inviare una push al cittadino, che è una push che ha un contenuto in termini di servizio differente. È importante partire dalla mappatura dei servizi che erogo al cittadino come comune. Per cui in base al servizio che erogo, io quel servizio lo vado a veicolare su io ad ogni servizio corrisponde un messaggio.
Tenete presente anche un'altra cosa, che questo sui pagamenti è, diciamo, più semplice, perché dove ovviamente c'è un pagamento, ad ogni diciamo, pagamento onboardato su IO, se diretto al cittadino in questo caso, corrisponde una notifica su IO, quindi l'1 a 1 è più facile da mappare. Nel caso del servizio informativo, quindi come giustamente si legge qui, informativo o promemoria, devo andare a valutare il contenuto. Mi rendo conto che in questo momento abbiamo investito sulla tassonomia per quanto riguarda i messaggi per quanto riguarda i pagamenti PagoPA, non abbiamo ancora disponibile una tassonomia su IO. Col tempo anche questa, diciamo, verrà messa a punto. Sicuramente questo è un esercizio che servirà proprio per raccogliere anche tutte le tipologie di servizi che gestite come comuni. Grazie. Allora, provo a tornare indietro un attimo, Marco, su una domanda precedente, però mi premeva dare una risposta. Buongiorno, chi utilizza già le piattaforme della Regione del Veneto per PagoPA e APIO deve fare qualcosa? Allora, no, deve fare qualcosa? Assolutamente sì, deve presentare naturalmente le domande. Per quanto riguarda i contenuti delle domande, e cioè le tipologie di pagamenti o le tipologie di segnalazioni, messaggi e notifiche su APIO, Regione Veneto si mette a disposizione di quei comuni e vi indicherà quali tipologie di pagamenti e quali tipologie di notifiche si possono inviare su APIO, facendo bene attenzione di non inserire in questo elenco che forniremo a ciascun comune servizi che sono già stati finanziati con precedenti fondi, tipo il fondo di innovazione o fondi Porfestre, tipo il bando Agire per la cittadinanza digitale. Ok, vado io un po', ci sono 3 domande, le prime 3 per Alessandro, così lo riportiamo un po' dentro. Allora, la prima è, SPID e CIE, entrambe hanno l'OpenID Connect o solo SPID? E lo rispondo io. L'OpenID Connect sarà per entrambe le piattaforme. Ad oggi sono state pubblicate le linee guida soltanto per SPID, le regole tecniche per CIE non sono state pubblicate, ma diciamo che il lavoro è già stato fatto, il Poligrafico sta avviando l'attività di sperimentazione, quindi ci sarà per entrambe le piattaforme. E come dicevo prima, vi ricordo che sono già disponibili comunque dei software development kit per poter fare l'integrazione OIDC sia SPID che CIE e sono disponibili su GitHub, su GitHub Italia. Ok. La prossima, sempre per Alessandro, vado io, questo è semplice, rispondo al volo. Se devo integrare solo CIE, posso richiedere 14.000 di contributo, il finanziamento è sempre 14.000 euro, quindi sia per chi dovrà integrare SPID più CIE, sia per chi dovrà integrarne solo uno dei due, quindi confermo i 14.000. L'altra, prima di ripassare la parola a Antonino, sempre per te Alessandro, è: se ho capito correttamente, se l'ente ha già realizzato la registrazione e attivazione delle autenticazioni con SPID e CIE con i propri servizi online, con il protocollo SAML, ora può chiedere il finanziamento PNRR per il passaggio al protocollo OpenID Connect? Dipende, so che la risposta, cioè nel senso, se le attività di integrazione sono state fatte con fondi propri dopo il 1° febbraio del 2020, sì, ovviamente, perché comunque rientra nella casistica principale e a quel punto il passaggio OpenID Connect è un di cui del processo di integrazione. Se in realtà non rientra in questa casistica, perché si è integrato sia SPID che CIE o prima del 1° febbraio 2020 o l'ha fatto utilizzando dei fondi non con fondi propri, allora in questo caso no, l'avviso non finanzia il solo passaggio al protocollo OIDC. Spero di essere stato chiaro, che eventualmente riprende il punto. C'è un'integrazione sempre per Alessandro. Sì. Se il comune vuole rendicontare l'integrazione già avvenuta a SPID CIE tramite SAML2, oltre a provvedere il piano formativo di 25 ore ai fini di raggiungimento dell'obiettivo, deve prevedere il passaggio a OpenID entro qualche data? In realtà il passaggio OpenID Connect e il piano formativo sono alternativi fra di loro, ovviamente nell'ambito delle integrazioni finanziate dall'avviso.
Per cui se si fa l'integrazione con OpenID Connect non è necessario il piano formativo, quello è necessario solamente nel momento in cui questo non avvenga. Ad oggi il passaggio da OpenID Connect diciamo che sicuramente è normato solamente per SPID al momento e non è obbligatorio, quindi comunque sia l'amministrazione che dovesse decidere di rimanere su SAML può farlo. Secondo me perderebbe un'opportunità, però nel senso non è obbligatorio il passaggio ad OpenID Connect, a meno che, torno a dire, non lo si faccia nell'ambito dell'avviso 144. Allora in quel caso lo deve fare o il piano formativo in alternativa. Ok, vediamo. Allora, questo qua. Sempre relativo ad Alessandro c'è un'ulteriore domanda, che è il piano di formazione relativo a OpenID, se deve essere fatto entro quale data, no? Cioè, se c'è una data... Deve essere completato entro la data di completamento del progetto di integrazione, così rispetto a quello che ovviamente quando fa la domanda, quello che è il proprio percorso. C'è una data ultima per il completare l'attività e quel piano formativo deve essere completato entro quella data. Okay. Questo sono, vabbè, 10 mesi più 12, 12 mesi più 10 nell'ipotesi più lunga. Ok Marco, visto che hai saltato qualche domanda, non so se è stata voluta la cosa. No, riprendile pure, no? Perché siccome ci rimangono 10 minuti, stavo cercando per differenza di fare cose, certo. Però magari se mi è sfuggita una per te importante, riprendila ovviamente. C'era una domanda del comune di Bustolengo, ha partecipato al fondo innovazione in forma aggregata con la regione Veneto, la quale ha messo a disposizione la sua piattaforma per SPID, mentre per la CIE ci siamo federati autonomamente dopo il febbraio 2020. Possiamo accedere ai fondi PNRR quindi solo per CIE? Sì, nel senso che rientra fra quelli che sono gli scenari che sono stati prospettati, per cui se l'ha fatto con fondi propri dopo il 1° febbraio, sì, assolutamente. Okay. Comunque, se mi posso permettere un'aggiunta, fate sempre, è già stato detto, fate riferimento anche a quelle che sono le FAQ che sono state pubblicate sul portale in corrispondenza dei singoli avvisi, perché lì magari ci possono essere anche tante domande alle quali è già stata data risposta. Non so se è già stato detto, non ricordo, ne approfitto per ricordarlo adesso. Fatto bene a ricordarlo, così insomma ogni occasione. Sempre una domanda per te Alessandro e quella dopo. L'integrazione con il nodo italiano EIDAS è complementare e quindi non inficia nell'erogazione del finanziamento se non la dovessi fare? Esatto, è corretto. Diciamo che è un desiderato, mettiamola così, considerando che le condizioni di partenza sono diverse e che i fondi sono, diciamo, comunque significativi. Perché no? Ricordo che comunque c'è un adempimento di legge per quanto riguarda l'adesione all'integrazione al nodo EIDAS per i servizi erogati con un livello di garanzia pari al 2, quindi con 3 livelli. Però sì, confermo, non è da rendicontare, non è un obiettivo obbligatorio dell'avviso. Va bene, allora sono le 11:05, io vi ricordo a tutti quelli che ci stanno ascoltando che è attivo anche il nostro sportello, dovreste aver ricevuto anche il numero telefonico aperto dalle 10 a mezzogiorno di tutti i giorni lavorativi. Comunque vi abbiamo anche inoltrato una mail alla quale potete fare riferimento. Se siete d'accordo, a questo punto darei la parola al nostro direttore per le conclusioni. Cosa dite? Sì, casomai aggiungo un attimo, siccome vedo che alcune delle domande ricorrenti era proprio riferito alla partecipazione al fondo innovazione. E su questo, avevo già detto anche l'altra volta, stiamo cercando di costruire, adesso non mi ricordo più se è già comparsa la FAQ sul sito del Dipartimento, perché l'obiettivo è quello di far sì che chi ha partecipato al fondo innovazione possa partecipare in maniera complementare anche ai bandi. Quindi abbiamo costruito tutto l'iter tecnico e condiviso anche amministrativamente, anche col Dipartimento della Trasformazione e PagoPA anche, in modo tale da evitare situazioni di
di comuni che pensano che sia il caso di togliersi dal fondo innovazione per partecipare ai bandi del PNRR. Quindi casomai potete fare riferimento anche allo sportello che abbiamo aperto per avere questi chiarimenti, che comunque, ripeto, stiamo lavorando per siano le situazioni siano complementari, quindi non vengono a inficiare né il fondo innovazione né tantomeno i bandi del PNRR. E quindi le altre domande le lasciamo eventualmente allo sportello che abbiamo aperto. E chiudo solamente, per non portare via tempo, con una considerazione. Mi perdonerà Gloriana se prendo una frase che ho visto da una sua slide, che mi avevo un po' la slide riportava questa frase qua, cioè per un comune più efficiente e cittadini più soddisfatti. Ecco, mi è piaciuta questa frase perché in realtà racchiude un po' tutto quello che noi stiamo facendo in questo momento qua tutti assieme, no? Da un lato, per un comune più efficiente, tutta questa attività che stiamo facendo anche di informazione, ma sia anche di partecipazione, come dicevo prima, sia Antonino e anche Luca diceva, tutta l'attività che noi faremo successivamente di accompagnamento, anche cercando attraverso i vostri partner tecnologici, cercare di costruire un percorso che sia coerente, ma che sia coerente perché poi quei soldi che noi spenderemo sul PNRR non siano inerenti solamente a raggiungere un obiettivo in maniera sterile, ma ci aiuti anche a ottimizzare l'efficienza del nostro comune. Cioè dobbiamo far sì che effettivamente l'informatico o il digitale non sia un ulteriore onere nei confronti dell'operatore, ma diventi effettivamente uno strumento di efficienza e soprattutto anche di efficacia. Ecco, l'altro aspetto invece, un cittadino più contento, lo sappiamo che lo avremo non solamente perché abbiamo raggiunto l'obiettivo, ma anche perché abbiamo, e riprendo un'altra frase che ha detto sempre Gloriana, vi perderai Gloriana se ti prendo come esempio, ma hai detto due cose che secondo me racchiudevano tutto il contesto. Ripensare i processi, perché solamente nel ripensare i processi eviteremo che cosa? Di far sì che trasformare quello che noi prima facevamo in analogico, trasformarlo in digitale, ma se prima lo facevamo non proprio correttamente, non proprio funzionale per il cittadino, se lo trasferiamo così d'emblée, lo trasformeremo sempre come un'inefficienza verso il cittadino. Mentre invece se cogliamo l'occasione appunto di utilizzare le risorse per ripensare i processi, chiaramente non da soli ma insieme ai nostri partner tecnologici, assieme anche a noi come regione, effettivamente raggiungeremo il vero obiettivo di creare l'efficienza ma anche l'efficacia per far sì di trovare dei cittadini contenti di usare i servizi digitali. E questo è molto importante perché leggevo proprio nell'ambito della ricerca DESI che la pubblica amministrazione italiana non è effettivamente uno degli ultimi nell'ambito dei numeri di servizi digitali messi a disposizione ai cittadini, ma è uno degli ultimi per utilizzo da parte dei cittadini. Forse una riflessione dobbiamo appunto farci su come dobbiamo indirizzare le risorse. Ringrazio tutti della partecipazione, della forte partecipazione che c'è stata. Ringrazio il Dipartimento della Prevenzione insieme con Tommaso, Alessandra e Gloriano e anche Marco e anche Gloriana di PagoPA. E rilancio e ricordo che venerdì prossimo avremo l'ultimo webinar che parlerà appunto dell'esperienza del cittadino nei servizi digitali, nei servizi pubblici. Vi aspettiamo quindi tutti numerosi per il prossimo appuntamento. Grazie ancora a tutti, grazie ai nostri esperti e buon lavoro a tutti. Grazie anche da parte nostra, a tutti. grazie mille.